Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Bello di Trenord. Oggi siamo in Cadorna per l'inaugurazione del primo TAF completamente revampizzato nell'ottica della sostenibilità, del comfort dei viaggiatori e del miglioramento tecnico e prestazionale. L'intervento di rinnovo riguarderà progressivamente 34 treni TAF con un investimento complessivo da parte di FNM e di Trenord di oltre 60 milioni di euro. Il rinnovo del treno ha riguardato l'esterno e l'interno, ma anche gli impianti. Il sistema informativo per i viaggiatori è stato completamente sostituito con impianti digitali all'avanguardia che permettono il collegamento con le sale operative e integra anche la funzione videosorveglianza digitale. I sistemi di trazione sono stati sostituiti per una maggiore efficienza. Ogni motrice oggi ha 2 convertitori che garantiscono maggiore affidabilità. Inoltre su una delle 2 motrici è stata installata una nuova postazione biciclette che può contenere fino a 3 bici.